Buon Natal, Dun Lisander. Nel Natale, in questo Natale 2023, anno in cui si è ricordata l'anniversario, si è ricordato il 150esimo della morte di Alessandro Manzoni, e vorrei così distinguere, avere un po' festeggiare sto Natale, anche verso la fine del dì, però per lasciare un po' un ricordo, un saluto, un augurio, con la poesia che il Dun Lisander la dedica proprio al Natale. Si tratta di un inno sacro, il Natale appunto, che vorrei leggere con voi. Venne scritto, come qui ci riporta il testo, nel 1813, quindi sono anche 210 anni dalla composizione di questa poesia che chiaramente è scritta in un italiano di 200 anni fa appunto, e si tratta di versi di 7 versi per ogni strofa, e che parte con una similitudine, un paragone. Paragona la caduta del peccato originale dell'uomo a un masso che cade da una discesa, da un dirupo, e arrivato a valle non può essere sollevato più da nessuno, a meno che arrivi una forza enorme, sovrumana, a risollevarlo, e questa forza sovrumana è quella di Dio, che manda il suo figlio. Gli uomini non si potevano permettere di pensare che appunto ci fosse questo riscatto, questa redenzione. Redimere vuol dire risollevare qualcuno che è caduto in fondo a terra, e invece ecco che c'è questo straordinario annuncio: c'è nato un pargolo, c'è stato dato un figlio. E tra l'altro il Manzoni si rifà in queste strofe, composte da settenari, si rifà certamente a dei brani biblici, come per esempio a Isaia capitolo 9, questo che vi ho richiamato qua, oppure dopo, quando parla dei pastori che vanno ad adorare il Signore, il bambino Gesù appena nato, chiamati dall'angelo, e richiama certamente il Vangelo di Luca, entrambi i brani letti oggi nella nostra liturgia ambrosiana, e quindi diciamo siamo proprio, come si suol dire, sul pezzo. Dette queste premesse, ovviamente non è qui il luogo per fare un'analisi e una spiegazione di tutti i vari vocaboli che appunto sono di 200 anni fa. Uno al limite si li può anche cercare, anche se però appunto magari leggendola pian piano credo che sicuramente il senso generale ne viene compreso. Certo, lui dice meco per dire con me, il fe, cioè lo fece, è un linguaggio poetico, chiaramente. Efrata a Betlemme, insomma, ovviamente si tratta di una composizione, ripeto, poetica, che fa parte della nostra cultura, della nostra letteratura. E con questo così cerchiamo di solennizzare, di ricordare anche noi questa natività del Signore con il nostro romanziere più famoso e comunque anche poeta, che, come avevo già annotato, quest'anno sì, è stato ricordato forse non all'altezza della sua fama, di quello che ci ha lasciato, però vabbè. Le Natal, pensem no a Chirocchi, cercando di leggere sta poesia del Dun Lisander, Alessandro Manzoni, che
appunto così scrisse il Natale. Qual masso che dal vertice di lunga erta montana, abbandonato all'impeto di rumorosa frana, per lo scheggiato calle, precipitando a valle, batte sul fondo e sta, là dove cadde, immobile giace in sua lenta mole, né, per mutar di secoli, fia che riveda il sole della sua cima antica, se una virtude amica in alto non trarrà, tal si giaceva il misero figliol del fallo primo, dal dì che un'ineffabile ira promessa al limo d'ogni malor gravollo, donde il superbo collo più non potea levar. Qual mai, tra i nati all'odio, qual era mai persona che al santo inaccessibile potesse dir perdona, far nuovo patto eterno, al vincitore inferno la preda sua strappar? Ecco, c'è nato un pargolo, ci fu largito un figlio, le avverse forze tremano al mover del suo ciglio, all'uom la mano ei porge, che si ravviva e sorge oltre l'antico onor. Dalle magioni eteree sgorga una fonte e scende, e nel borron de triboli vivida si distende, stillano mele i tronchi, dove copriano i bronchi ivi germoglia il fior. O figlio, o tu cui genera l'eterno, eterno seco, qual ti può dir de secoli tu cominciasti meco? Tu sei, del vasto empireo non ti comprende il giro, la tua parola il fe. E tu, degnasti assumere questa creata argilla? Qual merto suo, qual grazia a tanto onor sortilla? Se in suo consiglio ascoso vince il perdon, pietoso immensamente egli è. Oggi egli è nato, ad Efrata, vaticinato ostello, ascese un'alma vergine, la gloria di Israello, grave di tal portato, da cui promise è nato, donde era atteso uscì. La mira madre in poveri panni il figliol compose, e nell'umil presepio soavemente il pose, e l'adorò, beata, innanzi al Dio prostrata, che il puro sen le aprì. L'angel del cielo, agli uomini nunzio di tanta sorte, non de potenti volgesi alle vegliate porte, ma tra i pastor devoti, al duro mondo ignoti, subito in luce appar. E intorno a lui, per l'ampia notte calati a stuolo, 1000 celesti strinsero il fiammeggiante volo, e accesi in dolce zelo, come si canta in cielo, a Dio gloria cantar. L'allegro inno seguirono, tornando al firmamento, tra le varcate nuvole allontanossi, e lento il suon sacrato ascese, finché più nulla intese la compagnia fedel. Senza indugiar cercarono l'albergo poveretto quei fortunati, e videro, siccome a lor fu detto, videro in panni avvolto, in un presepe accolto, vagire il re del ciel. Dormi, o fanciul, non piangere, dormi, o fanciul celeste, sovra il tuo capo stridere non osi le tempeste, use sull'empia terra come cavalli in guerra correr davanti a te. Dormi, o celeste, i popoli chi nato sia non sanno, ma il dì verrà che il nobile retaggio tuo saranno, che in quell'umil riposo, che nella polve ascoso, conosceranno il re. E questo re che abbiamo visto nel presepio che abbiamo fatto in casa, che abbiamo visto nelle chiese, Gesù bambino, in questa festa che appunto, come tutti dicono, parla di pace e di bontà, certamente parla di pace e di bontà, ma anche di grande concretezza di un Dio che si fa uomo, certo per chi ha accolto questo messaggio, per chi crede, è un messaggio eccezionale, quello di
appunto di Dio che si incarna in una donna, Maria, che pure anche noi ringraziamo e veneriamo per quello che ha voluto fare, che ha accettato. E intanto vi auguri a Camò un buon Natale, buon fest a tutti sviati e le vostre famiglie. Ciao ciao!